Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Oggi è una puntata un po' particolare per quanto riguarda lo spazio informativo di Video Regione 1. Avremo due appuntamenti con la voce del Friuli, mentre in mezzo metteremo le ultimissime del nostro video giornale. Apriamo subito con Leonardo Barberio, che è consigliere regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia. Allora, innanzitutto grazie Barberio di essere venuto da noi. Buonasera. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati che c'era un po', la macchina si stava mettendo in moto per quanto riguarda la regione, alcune cose sono state fatte, pare che siamo, o anzi siete, sulla strada giusta. Insomma, la macchina si è messa in moto, adesso in questi giorni stiamo facendo ogni giorno qualche commissione riguardando il bilancio, perché ci sarà la finanziaria e quindi ci saranno 10-12 giorni di consiglio a dicembre. Iniziamo il 4 fino il 17-19, adesso dipende perché le date non sono proprio precise, dove si inizia veramente a mettere mano sia al portafoglio, cioè al bilancio, alle previsioni e quant'altro. Si cerca di raschiare un po' il barile, si farà un po' di debito per rimettere in moto l'economia della nostra regione. Effettivamente una problematica abbastanza grave è quella della sanità. La sanità ci ha lasciato un buco veramente grosso e ogni mese sta aumentando logicamente, e quindi a differenza di quello che si era detto, quando inizi a trovarti 80-100 milioni di euro di ammanco, sì, non è poco. Certo. E quindi priorità sicuramente pareggiare questo e ridare slancio prima di tutto alla sanità. Dopodiché anche noi come gruppo Lega stiamo preparando una legge, chiamiamola tra virgolette omnibus, che racchiude tantissime cose, dalle finestre, insomma dalla modifica della direttiva nitrati per quanto riguarda gli allevamenti, alla modifica dei piani regolatori dei comuni che siano un po' più snelli, quando si parla di sburocratizzare, in modo che un comune riesca a modificare un attimino le sue zone residenziali o industriali, non andando a modificare l'assetto comunque del comune, anche degli ampliamenti dei fabbricati, degli alberghi e quant'altro. Sì, stiamo preparando molto, tagliato l'IRPEF, l'IRAP alle aziende di montagna. Iniziamo veramente, penso che stiamo facendo un gran lavoro. Vedo soprattutto l'assessore Zilli, no? Molto presa in questo suo nuovo incarico, già attraverso questi schermi ha anticipato a tutti quella che sarà la finanziaria. Non sarà chiaramente una finanziaria lacrime e sangue, ma sarà una finanziaria che non dico metterà a posto i conti in breve tempo, però insomma una finanziaria che guarda al territorio. No, assolutamente non sarà lacrime e sangue, assolutamente non è che vogliamo raccontare storie che mettiamo a posto tutto, non è possibile, in poco tempo ci vorrà. Mi ha detto un anziano, per distruggere una casa si sta un giorno, per rifarla si sta un anno, quindi noi per mettere a posto questa casa che si chiama Regione Friuli Venezia Giulia avremo tanto tempo. Stiamo lavorando alacremente anche sulla riforma degli enti locali, cercando di fare una riforma questa volta che duri non 2 anni come l'ultima, che sia più organica, che dia dei servizi, e anche andando in giro in questi giorni a sentire le varie amministrazioni comunali, le varie associazioni, si vedono le criticità che sono emerse in questi Certo. 2 anni, diciamo, di legge 26, e quindi anche lì sarà un lavoro abbastanza importante. Mi permetta Barberio, però qualcuno comincia a tirar fuori qualche problema a livello proprio della riqualificazione delle famigerate UTI nei famosi 3 cantoni come sono stati proposti, no? Perché qualcuno dice che con la scusa della riforma sanitaria si vuole inserire dentro anche la riforma degli enti locali, e c'è il rischio, ad esempio Gorizia, che di fatto sparisca definitivamente dalla circolazione, perché con l'assorbimento verso Trieste Gorizia diventa una sorta di vaso di Pandora per il capoluogo giuliano, e la preoccupazione in quei territori ci sono. Ma Gorizia è preoccupata di essere assorbita da Trieste, Trieste sembra preoccupato di essere assorbito da Gorizia. Effettivamente lì non so cosa faremo di preciso, ci stiamo pensando. Dalle 2 alle 5 aree, questo è emerso, dal Friuli e Venezia Giulia, alle 3, quindi Pordenone, Udine e quest'area giuliana, alle 4 che sarebbe l'assetto classico che c'era prima delle province, fino a 5 con l'ipotesi di un'area montana. Dopo non so, adesso stiamo ascoltando i territori ed effettivamente, specialmente nella zona giuliana, è emerso questo. Dopo, lì è una cosa anche un po' strana, perché la provincia di Trieste effettivamente su 250.000 abitanti ne hai 220 che c'è un comune solo, Trieste. Certo.
il resto è un po' poco. Comunque vedremo, ascolteremo anche lì. Probabilmente anche sul caso non hanno tanta voglia di essere assorbiti diciamo dal mare in un certo senso. E poi ricordiamo insomma anche la friulanità della provincia di Gorizia, perché molto spesso noi confondiamo con questo termine inventato di Venezia Giulia, però parliamo di Friuli orientale, che il termine corretto è Friuli orientale. Sì, c'è una bella perché parte di Gorizia. La stessa Bisiaccaria è stata inventata perché con la scusa dei due fiumi, ma perché c'è la parlata veneta, solo per quello, ma è una parlata veneta importata con l'arrivo di Venezia, ma lì c'è sempre stata insomma la friulanità. Sì, lì c'è, la provincia di Gorizia c'è una grande parte di Friuli e c'è una parte... Fino a Timavo e Friuli, poi di là comincia un'altra terra. Ma insomma stiamo ascoltando e la divisione sarà forse l'ultima cosa che vedremo, sicuramente non 18 UTI perché era una cosa abbastanza ridicola, che troppo piccola l'UTI per fare area vasta, troppo grande per essere un comune. Probabilmente prima si pensava di avere 18 comuni, alla fine inglobare i comuni diventavano... È stata fatta un po' una frittata, adesso qualcuno sta cercando di sistemarla. Anche perché il problema è, abbiamo parlato anche col presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia proprio di questa cosa, l'importante è che non venga creato un nuovo mostro, mi sia consentito il termine, che vada in un certo senso più che altro a soffocare il lavoro dei comuni nel territorio, ma l'importante è che si crei qualcosa che vada a braccetto con i comuni e, diciamo così, svolga quelle funzioni che magari la regione non svolge, le svolgeva magari la provincia. Ecco. E il comune non ce la fa. Certo. Strade e scuole sono le due cose principali, il comune non ce la fa e la regione le sta facendo più o meno, delegando le scuole all'UTI capoluogo di provincia, praticamente la provincia, le strade, insomma vediamo che ci sono un po' di criticità, non si riesce a essere presenti proprio sul territorio, ma tantissime altre cose, non le 150 deleghe che aveva prima la provincia, perché c'erano anche lì dei doppioni, la stessa delega ce l'aveva il comune più la provincia più la regione, io quando ero assessore provinciale volevo fare i miei bei progetti, però la regione mi diceva cosa fare, mi metteva i soldi, quindi alla fine queste cose qui, specialmente non so sulla delega al lavoro, era un po' inutile che ce l'avesse la provincia, ma tante altre cose veramente riusciva a dare le risposte, quindi questo vogliamo fare, un ente, e dopo senz'altro anche i consorzi volontari. Io sono nella comunità collinare, assolutamente dà dei servizi di altro genere, non so, penso alle buste paga, penso alla gestione rifiuti, penso alla vigilanza, che il comune stesso non ce la fa a seguire, la provincia a questo punto è troppo grande, ma consorzi volontari che danno un servizio che comunque costa meno di quello che dovrebbe pagare il comune a farlo in proprio o a delegare, quindi questi enti qua sarebbero a metà, però solo per dare dei servizi a costo ridotto e di completamento. Però funzionali, questa è la cosa importante da sottolineare. Senta Barbera, abbiamo ancora un paio di minuti e poi diamo la linea al notiziario. C'è un po' di maretta in giro dopo la nomina di Pier Mauro Zanin come presidente del Consiglio regionale, non tanto nella figura di Piero Mauro Zanin, ma di questa nuova figura che nasce, cioè quella del portavoce del presidente del Consiglio regionale. Ecco, in tempi in cui si parla tanto che la politica deve essere, diciamo così, a braccetto col cittadino, in tempi in cui si parla tanto che lo spreco deve essere eliminato, adesso cosa succede? Si inventano nuove figure? No, insomma è un'affermazione un po' strana, anche noi gruppo Lega parlo, quando c'è stata sottoposta questa proposta un po' resti siamo stati, è innegabile questo, dopo quello che si legge, le cifre, 100, 200, sicuramente anche al Presidente del Consiglio. Sicuramente sono delle cifre inferiori a quello che si è letto come competenze, però dopo parlando, proprio abbiamo discusso sulla cosa abbastanza approfonditamente con il Presidente del Consiglio, ha tagliato delle altre figure che costavano e quindi alla fine il saldo è stato positivo nel caso del risparmio, quindi questa figura viene a costare 80-90 mila euro, non so quanto sarà in più, però sono stati tagliati circa 200-250 mila euro di altre figure, quindi diciamo che... Qualcuno magari sbotta dicendo ma non c'erano, non so, tagliamo anche questo. Ecco, perché qualcuno dice ma la regione comunque è dotata di un ufficio stampa, no?
non è possibile mettere uno dell'ufficio stampa che segue il Presidente del Consiglio. Ma l'ufficio stampa fa il suo lavoro, fa per tutto il Consiglio, maggioranza, opposizione, tutti i gruppi eccetera. Il Presidente del Consiglio è una figura proprio a sé stante, rappresenta tutto il Consiglio. Sì, le dico, le perplessità ci sono state anche da parte nostra, dopo quando abbiamo visto il bilancio proprio che alla fine si tagliavano dei costi e sembra che il lavoro del Consiglio sia più snello. Abbiamo detto fine, di sì, insomma, ecco, per questo, gabbata la festa, gabbato l'usanto, dai. Al contrario però in questo caso. Io ringrazio, come che sentiremo anche da Piero Mauro Zanin, dalla sua voce, insomma, il perché è nata questa figura e soprattutto la scelta del suo braccio destro. Qualcuno dice, vabbè, io vado in politica, faccio un ruolo importante, porto dietro un mio collaboratore, no? Perché come tutti ognuno ha il suo collaboratore. Però vista anche, qualcuno dice, vista anche la posizione in cui ricopre, la posizione che ricopre che è quella del Presidente del Consiglio, che è super partes, ricordiamo che il Presidente del Consiglio regionale, giusto per velocemente, non è il Presidente della Regione, è il Presidente dell'Assemblea, che sono due cose diverse. Deve essere una figura, diciamo così, super partes, il quale magari prima di fare certe scelte si consulta con tutte le varie, diciamo, forze politiche all'interno, ma ripeto, sentiremo da Zanin. Ma questa figura verrà scelta proprio dall'ufficio di presidenza, da tutte le maggioranza e opposizione, condivisa. Ok, io ringrazio il nostro ospite. Allora, come ho detto, adesso lanciamo il notiziario, cioè le ultimissime per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, e poi ritorneremo in studio con la seconda parte con un altro ospite. Parleremo di caccia e tutto il mondo venatorio.